Durante un'apparizione a Miriana, la Vergine Santissima si rende visibile a tutti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un episodio molto importante e significativo che è accaduto durante una delle apparizioni straordinarie della Vergine Santissima a Miriana. Ricordiamo che Miriana ha avuto le apparizioni straordinarie della Vergine Santa ogni 2 del mese fino all'anno 2020 e dopodiché queste apparizioni del 2 del mese sono cessate e Miriana da quel momento continua a vedere la Vergine una volta all'anno, il 18 marzo, in occasione del suo compleanno, proprio del compleanno di Miriana. E Miriana ha detto in più di un'occasione che la data del 18 marzo sarà molto significativa. Quando inizieranno i segreti capiremo il perché la Madonna ha scelto proprio quella data per manifestarsi a Miriana una volta l'anno. Ebbene, che cosa è accaduto? Allora, premesso che a Medjugorje è molto frequente il fenomeno di apparizioni della Vergine Santa visibili anche agli altri. Ad esempio, ci sono delle fotografie nella chiesa di San Giacomo, ma anche nei dintorni della chiesa e anche in altri luoghi di Medjugorje, in cui i pellegrini che avevano scattato la foto, poi quando sono andata a sviluppare, quando c'erano ancora i rullini, no, fotografici, eccetera, eccetera, oppure quando hanno guardato meglio sul loro cellulare, si sono resi conto che era apparsa, avevano fotografato la sagoma della Vergine Santissima. Sul canale ci sono diversi video, insomma, che riportano questi straordinari fenomeni di apparizione al Medjugorje della Vergine Santa fotografati dai pellegrini. Però quello su cui oggi voglio soffermare la vostra attenzione è quanto si è verificato durante un'apparizione di un 2 del mese, che adesso non c'è più perché quelle erano delle apparizioni che, attraverso le quali la Vergine Santa cercava di richiamare alla conversione coloro che non avevano conosciuto l'amore di Dio, e il fatto che queste apparizioni siano cessate, quelle del 2 del mese, dà molto da pensare, come se il tempo a disposizione per la conversione sia ormai agli sgoccioli, e quindi gli appelli sì, possono continuare a essere fatti, però se è rimasto veramente poco tempo per convertirsi. Ebbene, era il giorno di un'apparizione di un 2 del mese e Miriana era appunto a pregare e ad ascoltare il messaggio che le stava dando la Vergine Santa. E tutto era come al solito, cioè nessuno vedeva niente. A un certo punto è chiaro che molti durante queste apparizioni tendono a fotografare, a riprendere la veggente di turno, no? In questo caso Miriana. E terminata l'apparizione è stato fatto un ingrandimento del volto di Miriana, in particolare dell'occhio destro di Miriana, e là si è visto che nell'occhio destro durante l'apparizione si è riflessa la sagoma della Vergine, che appunto appare a Miriana in abito bianco grigio, con le mani giunte in preghiera. Quindi è un fenomeno che veramente lascia senza parole, lascia senza fiato, e sicuramente ci commuove, ci fa molto pensare, ci conferma anche la veridicità delle apparizioni a questa straordinaria veggente. Bene, allora io vi lascio alle immagini del riflesso della sagoma della Vergine Santa nell'occhio destro di Miriana durante una delle apparizioni del 2 del mese, e spero insomma possano commuovervi, farvi riflettere e rendere ancora più fervorosa la vostra preghiera e ancora più profonda la vostra fede. A presto carissimi, santa giornata.